Lunedì 19 ottobre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi cominciamo parlando delle stragi di mafia del 93, un mese dopo la sua morte affiorano le dichiarazioni, emergono, qualcuno diffonde le dichiarazioni di Messina Denaro sull'attentato di via Georgofili a Firenze, per il quale era stato già condannato all'ergastolo e che aveva causato 5 morti e 48 feriti, fra i quali ricorderete anche una bambina piccolissima di neanche 2 mesi. Messina Denaro ai magistrati ha detto di non avere responsabilità in quella strage, anche se, ripetiamo, è stato condannato all'ergastolo, e ha detto che la finalità, secondo lui, era quella di colpire lo Stato. Ma vediamo i particolari. A quasi un mese dalla morte di Matteo Messina Denaro emergono dichiarazioni del capomafia che alcuni mesi fa aveva accettato di sottoporsi a 3 interrogatori dei magistrati. Lui, il boss del periodo stragista, si è espresso anche sull'autobomba di Firenze in via dei Georgofili la notte tra il 26 e il 27 maggio del 93, dove persero la vita 5 persone, tra le quali 2 sorelline. La finalità era prendersela con lo Stato, con i beni dello Stato, ha sostenuto Messina Denaro. Una dichiarazione depositata senza omissis, nella quale prende le distanze dai fatti di Firenze, nonostante la condanna in via definitiva a suo carico. Tengo in chiaro che io non so niente di Firenze, ha proseguito, anche perché non c'è mai stata in una mia condanna nessun riscontro oggettivo. Non essendo un collaboratore di giustizia, il capomafia si è limitato a raccontare la sua verità, che parla della non volontà, secondo lui, di uccidere persone, asserendo di allinearsi con la versione di collaboratori di giustizia che dicono proprio questo. Il problema è stato, secondo me, ha proseguito, che sono andati con la ruspa, cioè hanno ucciso la mosca con le cannonate, perché si sa che se si mettono bombe possono cadere degli innocenti. Dunque dovevano essere colpiti solo i monumenti. Ma allora perché le bombe di Firenze, Roma, Milano fanno 10 morti e decine di feriti? Non è stato, secondo me, un errore, ha sostenuto Messina Denaro, è stato menefreghismo, che è peggio perché l'errore può essere perdonato, ma se io capisco e intuisco che là succedeva una strage, ecco che una bomba là non sarebbe mai stata messa. Poi, riferendosi agli esecutori, il capomafia ha aggiunto: il problema è che hanno usato gente che non vale niente. Va bene, queste erano le cose che diceva Messina Denaro poco prima di morire. Passiamo ad altro, e cose più importanti e anche serie. Roghi in Sicilia, la regione ha dichiarato lo stato di crisi ed emergenza, saranno richiamati in servizio 1600 forestali e per oggi la Protezione Civile ha diramato l'avviso con allerta rossa, attenzione, proprio per incendi nelle province di Trapani, Palermo e Messina. Un forte vento di scirocco soffierà sulla Sicilia e le temperature raggiungeranno anche i 35 gradi nei prossimi giorni. Una situazione che fa temere altri incendi, oltre quelli che hanno devastato negli ultimi mesi vaste aree dell'isola, 61.000 ettari di superficie. Uno scenario che ha spinto la giunta Schifani a dichiarare lo stato di crisi ed emergenza. La regione potrà così richiamare 1600 operai del corpo forestale. Saranno in prima linea per le attività di presidio, pattugliamento ed eventuale lotta attiva alle fiamme. Assieme a loro le associazioni di volontariato, i vigili del fuoco, tutti coordinati dalla Protezione Civile. Nominato anche un commissario, Giuseppe Battaglia, comandante del Corpo Forestale della Regione. Sarà istituita inoltre una sala operativa unica regionale. Il presidente Schifani ha annunciato anche un progetto per la prevenzione degli incendi di 31 milioni di euro e ha ribadito che la maggior parte dei roghi è stata di natura dolosa. Siamo di fronte, ha detto, a un grave fenomeno criminale, in molti casi accompagnato da premeditazione con sicuri profili associativi. Nella prossima legge di bilancio, ha detto inoltre il governatore, verrà indicato un termine, potrebbe essere il 15 marzo di ogni anno, in cui i sindaci dovranno adottare tutte le ordinanze sulle misure di prevenzione contro gli incendi. Nel caso non lo facessero, sarà previsto il loro commissariamento. Vogliamo vedere qualcosa su questo, sui quotidiani di oggi, Angelo? Lo vediamo subito e cominciamo dalla Sicilia di Catania, che ha un titolo piuttosto chiaro rispetto a quello che abbiamo appena finito di sentire. Estate infinita, sullo sfondo c'è il mare, ma ci sono anche gli incendi, no?
Impressionante È questa davvero cosa. impressionante. In Sicilia previsti 10 giorni di caldo e vento di scirocco, scatta l'emergenza incendi, la regione dichiara lo stato di crisi e richiama 1600 forestali. Questo per la pagina, diciamo, per quanto riguarda la prima pagina. E allora approfondiamo la notizia. Schifani dichiara lo stato di crisi ed emergenza e riferisce all'ARSA. Per il contrasto e la prevenzione è avviato un progetto di oltre 30 milioni di euro finanziato dai PON, e il dibattito in aula è stato piuttosto comunque serrato. Disastro ambientale, il governatore si dimetta, la richiesta chiaramente dalle opposizioni, e lui chiedere scusa, lo rifarei fra 5 anni se fallissi. Quindi insomma è stato un pomeriggio piuttosto intenso in aula all'ARS. Adesso invece andiamo a vedere le altre notizie, sempre in tema chiaramente in casa, diciamo, Sicilia. Sanità, manager verso la proroga, nodi tecnici e scontri in maggioranza, anche Fratelli d'Italia si spacca, alt alle nomine entro il 31. Insomma si vede poco, non ci sono schiarite in questo momento. Poi c'è un dato che deve preoccupare di Unioncamere. In Sicilia in 10 anni chiuse 18.957 imprese giovanili. Quindi Tantissime, sono mamma davvero mia. tantissime. E ancora, sempre restiamo sulla prima pagina della Sicilia con adesso altre notizie, perché si parla della guerra in Medio Oriente. Biden a Israele: non rifate i nostri errori dopo l'11 settembre, quindi invita alla cautela. Netanyahu chiaramente anche gli israeliani. Il terrorismo, allarmi bomba e paura, l'Europa si blinda, stop a Schengen anche in Italia. Questa è un'altra notizia. Poi richiamo a quanto diciamo la notizia di ieri, di cui ci siamo occupati largamente. Nella discoteca del porto il branco era padrone. Questa è la notizia riportata dalla Sicilia. 7 arresti dei carabinieri, il capo è un parente del boss Andrea Nizza, ma la cosa che fa pensare che ha appena 15 anni e gestiva, insomma era lui che gestiva questo gruppo, questa gang. Tonali, e siamo alle scommesse, al caso delle scommesse, confessioni shock, giocavo pure su calcio e Milan. E tra poco parleremo di ludopatia con un esperto. Questa è, diciamo, la prima pagina della Sicilia. Approfondiamo soltanto un'altra notizia dalle pagine interne, proprio la moria delle imprese giovanili. In 10 anni 18.957 hanno chiuso i battenti, meno 28,1%, bisogna correre ai ripari. Il turismo ha registrato un anno record, occorre allungare la stagione per creare condizioni favorevoli. Diciamo che il meteo ce la sta mettendo tutta, cioè sta cercando di allungare il più possibile la bella stagione, però servono chiaramente le strutture, le infrastrutture, serve tutto quello che evidentemente è necessario. Adesso siamo alla giornale di Sicilia. L'apertura del giornale di Sicilia non è su fatti strettamente regionali, ma si occupa chiaramente di quanto accade in Medio Oriente. Biden al fianco di Israele, il presidente scagiona Tel Aviv, la strage nell'ospedale di Gaza è colpa dell'altra parte. Poi però invita Netanyahu alla moderazione: non rifate i nostri errori dopo l'11 settembre. Il messaggio è chiaro: per la Casa Bianca la priorità va data alla salvezza degli ostaggi, agli aiuti umanitari. La von der Leyen: via i migranti che minacciano la sicurezza. Una presa di posizione molto chiara da parte dell'Unione Europea, prima, diciamo, non era mai accaduto. Finalmente l'Europa batte un colpo. In questo senso si fa sentire. Le tensioni alte in tutta l'Unione Europea, allarme attentati negli aeroporti della Francia, l'Italia rafforza i controlli alle frontiere. E poi inviati a San Pietro delegati di altre fedi. Il Papa inquieta il possibile allargamento della guerra. Il 27 ci sarà una giornata di preghiera per la pace. E poi vedete una donna che guarda le foto degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas. A sinistra c'è il presidente degli Stati Uniti Biden. Ancora, cancellati i rincari nei musei, Schifani: non ero informato, il governatore apre un nuovo fronte con l'assessore Scarpinato, sospeso il decreto con gli aumenti in attesa di un confronto con gli operatori turistici. E poi diciamo che
C'è una notizia di cronaca che riguarda la città di Palermo, è stato uno scontro tra un'auto e uno scooter, è morto un pasticcere, la vittima aveva 62 anni. Questa è la prima pagina del Giornale di Sicilia, adesso andiamo alla Gazzetta del Sud, si torna a parlare del duplice omicidio avvenuto a Camaro, altri video, i difensori, appostamenti delle due vittime prima della sparatoria, Messina colpo di scena in corte d'assise al processo sulla tragica vicenda che risale al 2 gennaio del 2022. E poi un'altra notizia, sempre del messinese, a Castellumberto, un tronco d'albero travolge e uccide un trentenne, un'altra bruttissima storia. Non mancano stamattina le vicende di cronaca, abusi sulla figlia della compagna, una storia agghiacciante tra Messina e Villafranca Terrena, un 53enne condannato a 16 anni e mezzo di reclusione, per mesi avrebbe costretto una bimba di 9 anni a subire violenze sessuali. Ancora, sulla prima pagina c'è l'allarme terrorismo, l'Europa si blinda, ripristinati i controlli alle frontiere, il ministro Crosetto, serissimi rischi di radicalizzazione. Poi c'è l'avvertimento dell'ONU, il conflitto può estendersi, strage in ospedale, un errore di Hamas. Questa è, diciamo, in questo momento la tesi che viene maggiormente condivisa e diffusa. Tonali shock, si torna alle scommesse. Ho scommesso anche sul Milan, sullo scandalo, l'ammissione dell'ex rossonero Fagioli, minacciato per i debiti. Intanto Corona fa altri 3 nomi e a questo punto potrebbero scattare anche delle querele, perché i giocatori chiamati in causa dicono attraverso i loro legali di non entrarci nulla, e quindi. E poi c'è una polemica, perché adesso c'è l'attacco al presidente della Federcalcio, a Gabriele Gravina. La Lega chiede per l'appunto le sue dimissioni e il commissariamento della Federazione Italiana Gioco o Calcio. Una notizia dalle pagine interne che riguarda proprio il ponte sullo Stretto. Il governo insiste, il ponte opera europea. Trasmesso a Bruxelles il documento di programmazione con l'indicazione delle risorse per il collegamento stabile. L'endorsement del 2022 dell'economia, oggi candidato al rettorato Michele Limosani, è una struttura fondamentale e strategica per l'intera area dello Stretto. Insomma, queste sono le notizie, le ultime notizie che riguardano lo Stretto. Siamo adesso anche alla prima pagina della edizione di Palermo di Repubblica. E c'è la notizia intanto è quella della crisi nella sanità, che ormai ci portiamo dietro da parecchio tempo in Sicilia. Si parla di pasticcio ortopedia, Villa Sofia si ferma, il Policlinico dice no al trasferimento dei propri chirurghi che era stato chiesto dalla Regione. Si cercano dottori nella provincia, a rischio il Trauma Center del Villa Sofia. Questa è una notizia che deve fare pensare e riflettere le difficoltà della sanità in Sicilia. Poi c'è questo reportage, si torna di nuovo a parlare di Sferracavallo, perché non è cambiato nulla. L'SOS praticamente è caduto nel vuoto, il sindaco ci ha illusi. Queste sono le parole chiaramente delle associazioni che vivono a Sferracavallo. Poi ancora la storia, estorsioni, minacce e botte, il boss quindicenne di Catania. E lasciamo la prima pagina della Gazzetta, dell'edizione di Repubblica Palermo, perché si torna con le pagine interne a questa vicenda. Il no dei vertici dell'Ateneo al trasferimento riapre la questione Villa Sofia, si cercano specialisti in provincia ora e c'è in bilico proprio il Trauma Center e si parla di un grande pasticcio ortopedia. È fallita l'operazione Policlinico e Villa Sofia ferma tutta l'attività. E leggiamo qualche altra cosa. L'ospedale di Viale del Fante comunica al 118 alla prefettura lo stop a ricoveri e interventi. Il CTO senza ambulatorio, protestano i pazienti prenotati. Oggi è previsto un vertice in assessorato, l'ipotesi è lo spostamento di medici da Termini a Partinico. E poi ancora parla Galvagno di Fratelli d'Italia, chiede a Schifani di rinviare le nomine dei manager. Insomma, la sanità
in Sicilia. Ribolle veramente, non si riesce a capire su quale fronte si possa fare luce. Poi l'approfondimento sul caso Catania, vedete, così lo chiama la Repubblica: estorsioni e botte. Il boss quindicenne che terrorizzava la discoteca a Catania erano ormai diventati, leggiamo ancora, un incubo per gestori e clienti della discoteca ex Dogana che si trova al porto di Catania. I raid del branco erano continui e sempre più violenti. Questo è quello che scrive Salvo Palazzolo questa mattina sulla Repubblica. E poi direi di tornare ancora sugli incendi, perché se ne parla anche su Repubblica. Schifani va alla guerra contro gli incendi nell'autunno caldissimo del centrodestra, nel senso che in questo momento ci sono un po' di tensioni. Il governo torna all'Arse, annuncia che richiamerà in servizio 1600 operai forestali. Prima il no a Scarpinato sui biglietti più cari per i siti culturali. Quindi diciamo che il governatore cerca di prendere in mano alcune delicate vicende, ma dovrebbe sbrogliare anche quello della sanità, che non è, diciamo, assolutamente di secondo piano. Prima di fermarci con la rassegna stampa regionale, la vicenda Sferracavallo, perché ce ne siamo occupati tantissimo. No? A 30 giorni dall'SS lanciato su Repubblica dai residenti, tante le promesse disattese, a iniziare dalla giunta in piazza. Nella borgata ci sono ancora l'inquinamento del mare, i problemi di ordine pubblico, i rifiuti. Chi può scappa, il tempo delle parole è finito. E questa è una immagine, vedete, di quanto accade a Sferracavallo, certamente località turistica rinomata, perché ci sono dei ristoranti dove si mangia anche molto bene, non solo quello ovviamente, però chiaramente non aiuta questa immagine come biglietto di presentazione della borgata marinara. C'è ancora il tempo. Sì. Certo. Per un ultimo approfondimento e direi di tornare su quello che è la questione proprio dell'Università di Palermo. Perché? Qual è il problema adesso? Perché i medici scappano da questi ospedali? Stipendi più alti ai medici che rischiano o sceglieranno il privato. Questo è l'allarme che viene lanciato dal rettore dell'Università di Palermo. Il Policlinico è pronto a collaborare per gli interventi ortopedici. Sui nuovi direttori aspetto di essere consultato. Però insomma evidentemente c'è qualcosa che in questo momento non funziona nella sanità della nostra regione. Pare proprio così. Allora ci fermiamo soltanto per poco e poi riprenderemo la rassegna stampa con Angelo Gagliano, con tutti gli altri quotidiani. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza. Allora andiamo un'occhiata adesso ai quotidiani nazionali. Facciamo subito segnalando che stamattina chiaramente i titoli sono in un'unica direzione, monotematici, quasi tutti i quotidiani diciamo e generalisti, ma anche quelli politici. Ma andiamo subito con il Corriere della Sera. Vedete Biden al fianco di Israele: non fatevi dominare dall'ira, la strage a Gaza colpa di altre. L'Italia intanto chiude la frontiera est. Il leader degli Stati Uniti da Netanyahu: evitate i nostri errori. Allarme terrorismo, 11 paesi europei ripristinano i controlli ai confini. È evidentemente un provvedimento che si è reso necessario. Noi con la Slovenia abbiamo chiuso il confine. E poi vedete da Beirut al Marocco si infiamma il mondo arabo. Queste sono, diciamo, alcune scene di manifestanti, scontri tra manifestanti e forze di sicurezza davanti all'ambasciata americana a Beirut in Libano. La situazione è piuttosto tesa. E ancora il giallo, l'audio, le schegge. Il razzo era della Jihad, l'ospedale colpito, la ricostruzione che viene fatto in questo momento dall'esercito israeliano, che ha anche, diciamo, fornito un audio in cui c'è la conversazione proprio tra... Anche se nel mondo arabo non ci crede nessuno, cioè, non c'è un paese che abbia dato
retta a questa versione. E poi ancora altre notizie per lasciare il conflitto in Medio Oriente. In Polonia vince l'Europa senza farsi troppe illusioni, il segnale, gli equilibri. Paolo Valentino scrive sul Corriere. E poi salario minimo, stop alla legge, scontro in aula. E sulla prima pagina del Corriere stamattina segnalo una curiosità. Si tratta di scuola, il bando per la scuola, i presidi, pochi uomini, arrivano adesso le quote blu. Niente meno. E perché il bando per la scuola prevede per l'appunto che ci siano anche dei presidi uomini, maschi. Allora, la missione in Israele, Biden il mediatore, questo è il titolo di Repubblica, Molto mi pare molto pertinente. Centrato. Il Presidente degli Stati Uniti, le priorità, comunque la priorità sono gli ostaggi e non rifate i nostri errori dopo l'11 settembre, la strage a Gaza, colpa di Hamas. Un video, la prova che il missile era della Jihad, aiuti umanitari per i palestinesi, scontri a Beirut, Putin e Xi, noi uniti, c'è questo asse che si rafforza, così almeno apparentemente sembrerebbe, perché terrorismo e poi ancora Meloni blocca il confine sloveno, l'Unione Europea stop a Schengen. Come vedete ci sono una serie di immagini, da una parte c'è il presidente Biden a colloquio con il premier Netanyahu, dall'altra parte invece il presidente Putin con Xi Jinping, al Road and Road Forum, c'è stato un incontro, diciamo, a Pechino, sì, questo è. Poi ancora ci sono i commenti relativi proprio a queste due foto, no? L'amico americano, i nuovi equilibri e gli occhi chiusi sulla realtà, queste sono le due riflessioni, Paolo Garimberti e di Massimo Regalcati. E poi ancora si continua a parlare, NATO prove di guerra, manovre atomiche, l'allarme suona su Ghedi e Aviano, che sono due zone. Io andrei sempre cauto quando si parla di nucleare, cioè insomma non cominciare sempre a tirar fuori questa cosa che mi sembra una cosa assolutamente da escludere. Poi ancora l'economia, contro la manovra, la CGIL chiama lo sciopero generale, il salario minimo, la maggioranza vota il rinvio. Questi sono i temi che affiorano stamattina sulla maggior parte dei giornali. Evitiamo un altro 11 settembre e centra la Stampa con il suo titolo, cosa ha detto Biden Netanyahu, salvate gli ostaggi, non ripetete i nostri errori, Israele non ha colpito l'ospedale. Non ripetete i nostri errori significa non invadete Gaza, questo è in sostanza, e infatti l'invasione non ci sarà, questo è il punto importante che ha ottenuto Biden. E poi ancora fotonotizia, i 1000 innocenti, Olmert, ma non è il momento della diplomazia. Purtroppo in questo momento gli animi sono eccessivamente, diciamo, tesi. Poveri bambini lì, guardate. E poi c'è la rabbia araba da Beirut al Cairo, perché si sta allargando a macchia d'olio. Beh, loro sono convinti tutti che sia stato Israele a bombardare l'ospedale, non c'è niente da fare. In questo momento è davvero difficile. E poi c'è un'intervista sulla prima pagina della Stampa ad un famoso costituzionalista, Zagrebensky, sì. Il caso apostolico creato per intimidire tutti i magistrati. Annalisa Cuzzocrea firma questa intervista con il magistrato, però da approfondire chiaramente. Certo. Le altre prime pagine, terrore e clandestini, si chiudono le frontiere e controlli tra Italia e Slovenia, scrive il giornale, l'Unione Europea si sveglia a espellere chi minaccia la sicurezza. Strage dell'ospedale, la sinistra crede alle bugie di Hamas. Poi chiaramente qua ci sono gli schieramenti. Chiaro, sappiamo che prevalgono gli schieramenti interni. E le ideologie, chiaramente. Poi si parla, questa fotonotizia, la figuraccia in TV per la Schlein, trovano i soldi solo per i condoni e perfino Floris ride della gaffe di Heli. Insomma, questione proprio del giornale che è andato a ripescare
queste dichiarazioni della Schlein, però questa è una notizia che ci deve fare riflettere. Parigi batte Milano perché via Monteleone è comprata dai francesi. Cosa significa? Significa che nel quadrilatero della moda il 60% delle vetrine praticamente è in mano ai colossi della moda francese, sì. E quindi è un allarme che viene lanciato dal giornale. Siamo adesso sul Fatto Quotidiano. Biden fa il doppio gioco, scrive stamattina il Fatto Quotidiano, aiuti a Gaza e niente tregua. E questa è la visione e la lettura. Sì. Questo è quello che scrive il Fatto. Ancora ospedali, 2 versioni e 0 prove. Il presidente degli Stati Uniti scagiona Israele, ma l'ONU avvia un'indagine terza, piazze arabe contro Tel Aviv e anche la ENP. Quindi questa è la situazione, viene raccontata dal Fatto. Siamo sul Messaggero, Gaza, fermata l'escalation, il titolo scelto dal quotidiano di Roma. Giusto titolo. Biden a Netanyahu, non fate i nostri errori dopo l'11 settembre, dona 100 milioni alla striscia e il Pentagono, il razzo sull'ospedale non è israeliano, esplode la rabbia araba, assalto alle ambasciate. Ancora notizia, allarme terrorismo, stretta dell'Italia, controlli al confine con la Slovenia, i paletti di sì all'alleanza con Putin, Pechino ha bisogno dell'Occidente. Mi pare chiaro il messaggio. Speriamo davvero che sia così. Che ne abbia bisogno. Poi ancora, questa è una notizia che riguarda un po' tutti noi che viaggiamo, quando treni in ritardo il viaggiatore deve essere risarcito. Questa è una sentenza della Cassazione, c'è il danno esistenziale, 400 euro e pendolari di una tratta regionale, questo. E poi fotonotizia con una richiamo ad una intervista alla Cortellesi nelle pagine interne. Le donne invisibili di Cortellesi aprono la festa, Roma al via la kermesse del cinema, l'attrice debutta come regista. Quindi la Cortellesi in qualche modo cerca di dare voce alle donne che non riescono a farsi sentire. Il Manifesto, fotonotizie come sempre, la rabbia, vedete c'è questo filo spinato e dietro poi ci sono i manifestanti, Beirut, Amman, Tunisi dopo la strage all'ospedale di Gaza. Le capitali arabe si infiammano, proteste in solidarietà con la Palestina davanti alle ambasciate francesi, statunitensi e israeliane, scontri violenti con la polizia, ma continua il fuoco sulla striscia, i morti salgono a 3.500, è una ecatombe davvero quello che sta interminabile avvenendo. Biden, non fate i nostri stessi errori, l'incontro del presidente statunitense con il premier Netanyahu. Adesso abbiamo anche da leggere Libero, Georgia chiude la frontiera. Georgia, così confidenzialmente. Stop ai terroristi, Meloni è una mia decisione, via Schengen, tornano i controlli ai confini con la Slovenia, il timore per i profughi in arrivo per la guerra, altri 8 paesi in Europa sospendono il patto. Questo è il titolo principale di Libero. Sull'unità invece, eccolo qui, Israele o Hamas, ancora c'è il dubbio, chi ha tirato il missile? La domanda. Di sicuro c'è solo che sono morti 500 palestinesi. Questa è la considerazione che fa stamattina l'Unità sulla prima pagina. Altre notizie. Adesso la Verità. La Verità non ha dubbi nel suo titolo, un massacro firmato Hamas, diretto proprio il titolo del giornale di Belpietro, la strage dell'ospedale incendia il Medio Oriente. E poi ancora legato alla fratellanza l'attacco del ministro a Benzema, il calciatore tutto sesso e Corano, ex giocatore del Real Madrid, Benzema, uno dei più grandi attaccanti che ha comunque la nazionalità francese. E ancora allarme terrorismo, stop a Schengen, l'Italia blinda il confine con la Slovenia, la storia del boia di Bruxelles scuote anche la von der Leyen. Se una persona è una minaccia bisogna poterla cacciare. Queste sono le Sarebbe interessante sapere come, visto che finora non si riesce a fare a cacciarne uno. Queste espulsioni. Altra prima pagina, l'Europa, la paura sveglia l'Europa, allarme e terrorismo, anche qui si insiste nell'Unione Europea, psicosi, attentati, von der Leyen espellere subito chi minaccia la sicurezza, ambasciate occidentali prese d'assalto dagli arabi, stop al trattato di Schengen,
In Francia 10 aeroporti chiusi, minaccia bomba a Roma, evacuata la zona ebraica. Poi è stato però un falso allarme, non c'è stato assolutamente nulla di tutto questo. Biden difende Israele e sblocca il canale umanitario. Aprendo l'Egitto, il esattamente, versante egiziano verso Hamas. Sì. Bus deviate, fermate tolte, strade chiuse. Altro titolo, stavolta la città di Roma, Piazza Venezia è di nuovo nel caos e vedete... perché c'è traffico, sono 2 ore che stiamo in macchina, ma non è che c'è scritto Venezia. Quindi stavano andando da tutt'altra parte. Un'ultima prima pagina, non possiamo non farlo stamattina perché si parla delle scommesse, lo facciamo con la Gazzetta dello Sport. Confessione e patteggiamento, la verità di Tonali in procura con il certificato medico per la ludopatia, puntava su Milan e Brescia ma non ha debiti, almeno un anno di stop. Zaniolo, ancora non risultano giocate sul calcio. Noi ne parleremo fra poco con il dottor Roberto Cafiso, psicologo e psicoterapista della ludopatia. E noi ci fermiamo qui questa mattina. Facciamo una breve pausa, intanto ci guardiamo il meteo e poi ci sarà il promo importante. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Giovedì Italia divisa in 2 con tempo autunnale al nord e su parte del centro, non esclusi anche dei temporali, altrove invece soleggiato. In dettaglio in Sicilia contesto di bel tempo, qui per la persistenza dell'anticiclone, ventilazione a tratti sostenuta, saranno venti di scirocco con mari fino a mossi, localmente anche molto mossi, temperature massime appunto che saranno in aumento e supereranno anche i 30 gradi. Per quanto riguarda la giornata di venerdì, il contesto resterà invariato, avremo cieli sereni o poco velati, non mancheranno ampi spazi assolati per l'intera giornata di venerdì. La ventilazione a tratti soffierà ancora sostenuta. Diamo uno sguardo alle temperature massime che resteranno per lo più stazionarie, il caldo continuerà a farsi sentire con punte di 34 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Infatti confermo tutti i giorni, prima del TG c'è chi la vuole cotta alle 13 e alle 19.30 su questa rete naturalmente Antenna Sicilia. Diamo il benvenuto a Aurora Scaliti che è presidente della LIT italiana di Catania, chiedo scusa, che realizza in questo mese di ottobre la campagna per la prevenzione contro i tumori, in particolare il tumore al seno, che è un cancro che, vedete qui il poster Prevenire e Vivere, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, e il cancro al seno sappiamo che colpisce circa 60.000 persone in Italia e con un incremento in quale età soprattutto? Sì, l'incremento è costante, quindi purtroppo ogni anno c'è un aumento del 2-3% rispetto all'anno precedente e su questo incremento noi possiamo lavorare poco perché comunque è legato anche all'aumento di vita, all'aspettativa di vita che si allunga. La fascia di età a maggiore rischio è la fascia compresa tra i 45 e i 70 anni, però naturalmente sono sempre più frequenti anche le forme di tumore della mammella che precedono i 45 anni e spesso sono anche un po' più aggressive perché l'età è più giovane per tanti motivi. L'unico dato positivo è che sicuramente a fronte dell'incidenza che aumenta, la mortalità negli ultimi 10 anni è calata moltissimo, quindi è un tumore che oggi, grazie a tutto quello che si è fatto, grazie agli screening di prevenzione oncologica di massa, soprattutto grazie a tutte queste iniziative di cui la LIT insomma, è protagonista. Infatti voi in questo mese state facendo, ancora c'è una decina di giorni, una serie di iniziative per spingere appunto i più giovani, ma non soltanto loro,
come dire, sottoporsi a in cosa consiste la vostra Allora, campagna? innanzitutto appunto è dedicata a tutte le fasce d'età perché l'obiettivo è proprio quello di sensibilizzare. Quindi facciamo l'arruolamento della paziente che viene per la visita senologica, però fa da noi lo studio della familiarità e quindi lo studio, la valutazione del rischio che è fatta dall'oncologo o dal ginecologo che effettuano la visita in quel giorno, e vengono suggeriti gli esami strumentali di approfondimento che sono più adeguati. Per gli esami strumentali noi abbiamo la possibilità, grazie ad una convenzione con l'ASP, di invitare le donne a fare la mammografia gratuita se rientrano nella fascia d'età 50-69, hanno fatto l'ultima nel 2021. Le indirizziamo verso l'ecografia come approfondimento, offrendo l'esame strumentale ad un costo sovrapponibile, con un'offerta sovrapponibile al ticket sanitario. Questo non soltanto a Catania, è vero, anche in altre località. La campagna Nastro Rosa, quindi Ottobre Rosa, è promossa in tutta Italia, quindi tutte le province lavorano in questo senso, anche in Sicilia. Diciamo che l'offerta comunque è differenziata perché ci sono province che possono anche offrire altro, anche una sensibilizzazione verbale, nel senso di invogliare la popolazione a fare determinate cose, e la quantità di visite comunque che si offrono è sempre in funzione della disponibilità dei medici volontari. Quindi noi in quest'anno siamo riusciti ad oggi a fare quasi 1500 visite senologiche gratuite grazie a convenzioni con strutture come la Fratres e quant'altro. In questo mese abbiamo avuto la possibilità di prenotare, purtroppo in 24 ore si sono prenotate 350 donne e quindi abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni, ma questo è un buon segno perché vuol dire che l'attenzione è aumentata. Per controlli clinico-diagnostici, esatto. È molto significativo questo, infatti è un successo per voi. Sì, perché abbiamo visto comunque la risposta salire negli anni, quindi è un buon segno sia della solidità della LILT sul territorio naturalmente, della disponibilità dei medici nei nostri confronti, quindi è un trend positivo in generale. Non c'è dubbio. Le vorrei fare una domanda che spero non appaia brutale, ma insomma si guarisce? Sì, sicuramente oggi sì, quindi la guarigione naturalmente è appannaggio delle lesioni più piccole, quindi l'obiettivo dello screening, come anche di queste campagne, è quello di individuare il tumore in una fase molto precoce. Quindi fare un'anticipazione diagnostica che permette sia naturalmente ha un impatto importante sulla vita della donna che non fa chemioterapia, quindi fa solo l'intervento e ha finito, poi farà i controlli naturalmente di routine, ma un impatto importante anche sul sistema sanitario nazionale perché le cure per il tumore sono anche molto costose. Impegnative da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista economico. C'è una fascia d'età anche qui, insomma, giornalisticamente e statisticamente, in cui è più facile la guarigione oppure no? La guarigione è in funzione del tumore. Se è un tumore molto piccolo, tranne quelli particolarmente aggressivi, eccetera, per i quali comunque oggi ci sono terapie veramente importanti, personalizzate, perché l'obiettivo della medicina comunque è questo, anche lo screening cambierà. Oggi si offre la mammografia fra i 50 e i 69 anni, ma c'è uno studio europeo di cui l'Italia fa parte che darà i suoi dati nel 2027, dove le donne che saranno considerate più a rischio grazie ad un test salivare, ad una risposta a determinate domande, quindi lo studio della storia familiare eccetera, faranno non solo la mammografia ma anche accertamenti come la risonanza eccetera, e altre donne considerate a minore rischio potranno allungare gli intervalli tra un esame e l'altro e non sottoporsi periodicamente ad un esame
Quindi se questi studi, diciamo, saranno confermati, naturalmente ci sarà una svolta importante in questo senso. Beh, come no, questo anche grazie al vostro contributo così importante. Sono importanti anche i testimoni, in questo caso avete Francesca Fagnani che fa Belve, ma avete tanti altri personaggi che si mobilitano insieme con l'Elite. Sì, no, in tutte le manifestazioni noi naturalmente seguiamo, in queste manifestazioni nazionali, seguiamo le indicazioni di LILT nazionale, ma ci sono anche molte attività che abbiamo fatto, non ultima il Pigiama Run, una raccolta fondi a favore dei bambini dei reparti e che seguono bambini oncologici, quindi a favore dell'oncologia pediatrica, che ha visto anche Garozzo, per esempio, il campione mondiale, la Volpe, che sono stati con noi a dimostrare, a correre, insomma, per questa causa. Quindi siamo contenti e voglio dire, la LILT in effetti sale di più. No, ottimi successi, importante risultato, davvero un contributo importante. Lei diceva le prenotazioni però sono chiuse, adesso se qualcuno in ascolto volesse... Se qualcuno ci sono dei posti liberi, ci sono le prenotazioni su Belpasso, che comunque possono essere shiftate a Catania. In questo momento sono ancora attive, il numero di telefono si può trovare sul sito della Lega, legatumoricatania.it. Quindi si digita quello e nella prima pagina, nell'home page c'è, io non ho controllato stamattina, ma insomma ci dovrebbe essere, oppure Lega, ecco sì, lo possono trovare anche su Facebook, su Lega Tumori Belpasso. Lega Tumori Belpasso, questo è importante su Facebook, e se no sul sito della LILT. Sul sito della LILT di Catania. Grazie davvero per essere stata con noi, complimenti e come dire, in bocca al lupo per tutto, fate davvero un ottimo lavoro e siamo felici di potervi come dire, dare un nostro piccolo ma sentito contributo. Ci fermiamo qua, adesso tra poco parleremo d'altro, state con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, siamo con il dottor Roberto Cafiso, psicologo, psicoterapeuta. Vogliamo parlare della ludopatia giovanile, del caso scommesse, inevitabile il rischio di fare anche un po' di gossip, ma noi cercheremo di evitarlo perché in realtà ci interessa di capire perché sono sempre i più giovani a essere coinvolti in questa, poi si rivela una tragedia anche economica oltre che psicologica. Basti pensare che i 3 calciatori coinvolti, Fagioli, Zaniolo e Tonali, hanno poco più di 20 anni, 21, 22, 23 anni insomma, e quindi è una malattia, la ludopatia, la dipendenza dal gioco che colpisce sempre di più i giovani, compresi pure i giocatori di Serie A e che giocano all'estero, che hanno un sacco di soldi, popolarità, potere, potrebbero fare quello che vogliono e in realtà poi finiscono anche per fare montagne di debiti, come vedremo fra un momento. Ma la prima cosa che voglio dire, dottore, è questa qua. C'è una cifra che si è fatta statisticamente, no? Le puntate pro capite, se puntassimo tutti in tutta Italia punteremmo ogni anno 1.827 euro ciascuno, cioè un totale di 136 miliardi che vanno in giro, che poi vanno in fumo, eccetera, che supera, tanto per avere un punto di riferimento, il bilancio di quasi 8.000 comuni italiani. Una roba impressionante, dottore. Certo, questo attesta un po' la contraddittorietà del tema, perché purtroppo c'è anche il discorso dei monopoli dello Stato che su queste giocate, su queste puntate in genere hanno anche degli introiti e quindi un po' appunto anche per i giocatori d'azzardo contraddittorio. C'è da dire che lei giustamente dice i giovani, non solo che i giovani, ma da giovani si comincia a giocare
d'azzardo e il gioco d'azzardo è paragonabile all'assunzione di stupefacenti. Niente di meno. Sì, perché sono stati fatti dei rilievi con le neuroimmagini nel cervello del giocatore d'azzardo quando gli si offre lo stimolo di una puntata, quindi con una risonanza magnetica funzionale paragonato alle stesse immagini in un cocainomane, e le zone che si accendono durante la puntata, ovvero durante l'immagine della cocaina, sono analoghe nel cervello, quindi questo ci ha convinto che si tratta di una dipendenza anche di tipo fisico. Questo è molto importante come dire, acquisirlo, perché non tutti ci rendiamo conto di che cosa significhi poi la dipendenza. Allora, delle volte noi abbiamo citato personaggi del mondo dello spettacolo a suo tempo che erano caduti in questa malattia, e anche loro stessi ne hanno parlato, Pupo, sì, Baldini, Emilio Fede, Katia Ricciarelli, li salutiamo tutti perché sono tutti amici nostri, purtroppo hanno subito questa fase difficile dalla quale sono usciti. Ora, dicevamo sempre più i giovani, e infatti sui 12 milioni, dottore, lei me lo confermerà, di conti gioco aperti, sui 12 milioni non sono pochi, comunque complessivamente 12 milioni, 1.300.000 riguardano i giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni, che è una cifra che va crescendo questa, sì, vero? Cresce perché proprio la modalità del gioco d'azzardo, avendo fatto questo raffronto con le assunzioni di stupefacenti, è tipica di chi, il giocatore d'azzardo in particolare, cerca l'eccitazione. Perché è importante sottolineare questo: il giocatore d'azzardo non gioca per vincere, gioca per puntare, tant'è che quando vince ne approfitta per dire che è la sua giornata fortunata e insiste. Quando perde dice che si deve rifare, ma di fatto gioca. L'eccitazione maggiore si ottiene proprio nel puntare nel momento della scommessa. Per fare un esempio classico, quando la pallina nella roulette gira per posizionarsi, questo è il momento di maggiore eccitazione. Si accende? Perfetto, dove si accende ha colto bene quelle famose zone cerebrali che creano, che sono sotto la dipendenza. Ora, prima di parlare dei calciatori, perché inevitabilmente dobbiamo arrivare lì, dobbiamo parlare delle mafie, è vero? Perché si inserisce in tutto questo la mafia, le mafie. Perché che cosa fanno le mafie? Le mafie in questo giro di denaro che poi è online, cosa fanno? Fanno emergere come si dice, i soldi in nero, e certo, quello è il loro obiettivo, oltre che guadagnare soprattutto l'emersione di miliardi che hanno ottenuto molto spesso vendendo la droga. Certo, il tema è che nei CERT, che si occupano appunto di dipendenze, ci sono molti giocatori d'azzardo anche dalle nostre parti che chiaramente, oltre a essere trattate per il disturbo, devono essere supportate con un'assistenza legale per tutti i danni che hanno provocato indebitandosi e finendo nelle mani degli strozzini, quindi compromettendo la propria situazione economica, la famiglia, gli affetti. Spesso hanno problematiche relazionali, quindi vengono lasciati dalle mogli se sono maschi, e insomma tutta una serie di difficoltà di ordine sociale che spesso magari non vengono troppo considerate. Adesso, dottore, e anche agli ascoltatori, devo leggere una cosa non brevissima, però è il punto che riguarda un po' l'attualità, cioè i calciatori che sono coinvolti, almeno quelli che sappiamo, e senza ledere la loro onorabilità, leggiamo cose che hanno detto loro stessi. Allora, Fagioli, che è questo centrocampista della Juventus famosissimo, che ha patteggiato 7 mesi di squalifica e 5 di pene alternative, ha raccontato questo, ve lo leggo testualmente: la notte avevo smesso di dormire, più il tempo passava più il debito mi ossessionava, perché lui è arrivato ad avere 3 milioni di debiti, ne guadagna 1 all'anno lui, comunque più il tempo passava più il debito mi ossessionava, i soldi che avevo continuavano ad aumentare e pensavo di giocare solo per tentare di recuperare, i soldi che dovevo dare continuavano ad aumentare e pensavo di giocare solo per poterli in qualche modo compensare, no? All'inizio, e qua dà lui la spiegazione, e qui le chiediamo, dottore, di intervenire.
All'inizio dice lo si fa perché si ha tanto tempo libero. Spiegazioni apparentemente incredibili, ci si allena la mattina, poi si gioca per vincere la noia, per provare l'ebbrezza, quella di cui parlava lei, e a questo punto Sandro Tonali, dice Fagioli, Sandro Tonali, che è centrocampista del Newcastle ma che ha ammesso di avere puntato sul Milan quando era la sua squadra, ecco, e che si è detto ora pronto a patteggiare anche lui, allora dice Fagioli, Tonali, ne eravamo nel ritiro, mi suggerisce di giocare su un sito illegale. L'ho visto giocare, gli ho chiesto che stai facendo e lui mi ha detto che potevo farlo anch'io perché tanto non si lasciavano tracce, e a questo punto mi ha fatto registrare tramite un account eccetera eccetera. Secondo queste dichiarazioni a solo 20 anni i due hanno iniziato a giocare, se non prima, e il debito del giocatore della Juventus, come dicevamo, adesso è diventato, negli ultimi tempi sembra essere diventato 3 milioni, e addirittura ha ricevuto minacce, ha raccontato, mi dicevano paga o ti spezziamo le gambe. Sì, questo diciamo può essere uno spunto per immaginare la solitudine di questi ragazzi pagati bene rispetto a questi stimoli endogeni, a queste opportunità, occasioni più che altro che hanno, cioè famiglia, i dirigenti della società, gli agenti che solitamente si fanno in 4 per i contratti perché ne hanno una percentuale, cioè lasciati soli, assolutamente soli, ad un'età in cui un giovane, qualsiasi giovane, può incappare in qualsiasi sorta di dipendenza. Ma può essere la noia, come dice lui? Ma può è una spiegazione autoctona, cioè un'autogiustificazione per dire mi annoio e quindi gioco. Diciamo che è un po' posticcia, ci crediamo poco, tuttavia ne pigliamo atto con il dovuto rispetto. Dottore, però dicono anche che puntare è come fare un gol. Ecco, qui si legge stamattina sulla stampa, troppi soldi e non sanno gestirli. C'è anche questo aspetto. A parlare il terapeuta che adesso cura Fagioli, lo stiamo vedendo sulla stampa, quello che ha raccontato praticamente per adesso il suo assistito in termini sanitari, no? E la situazione è come fare un gol, perché si accende proprio esatto. Quell'eccitazione. È esattamente la stessa cosa per i giocatori d'azzardo. I giocatori d'azzardo dicono è più eccitante di un rapporto sessuale. Quindi questo vuol dire che questa meccanica ha superato i normali impulsi fisiologici degli esseri umani. Ora la domanda che ci facciamo tutti è, va bene, siamo tutti uomini deboli, fragili, eccetera, ma uno che ha un sacco di soldi, perché c'è bisogno di... Questa è una domanda un po' banalotta, ma insomma... Le devo dire questo, che i temi della dipendenza, droghe, alcol, gioco d'azzardo sono democratici, cioè prendono tutti, non c'è distinzione. Quindi non conta il fatto di avere basta essere contagiati, magari come nel caso che ha raccontato Fagioli. Sì. È così. Sì. Ecco, ma allora adesso lasciamo stare i calciatori, poi ci sarà un'indagine, ci sono i terapeuti che si stanno occupando di loro, ma più in generale, dottore, come si può fronteggiare questa diciamo, diga che si è un po' allentata, se non addirittura crollata? Per cui... Diciamo che l'accesso al gioco d'azzardo è molto... agevole, quindi chiunque a qualsiasi età può entrare in un sito e giocare. Per i minori che giocano spesso è necessario che le famiglie siano allertate, è un fenomeno diffusissimo. Per gli adulti è necessario che qualcuno che gli sta accanto, perché ripeto, questa solitudine è un dato agghiacciante, qualcuno che gli sta accanto nell'esordio è possibile intervenire e bloccare il fenomeno. Quando questo fenomeno ha preso piede, l'intervento terapeutico è molto più complesso e lungo. Purtroppo. Quindi la solitudine è forse la parola chiave, è vero? Sì. Al di là del fatto che io sono circondato da centinaia di persone, tifosi, diciamo, che ti osannano, che ti fanno un sacco ma poco dice sulla mia
entità personologica che resta sola nelle sue... E qui stiamo parlando di campioni milionari, ma figuriamoci il resto di chi subisce questo rischio. Esatto. Però lei ha detto una cosa molto importante poco fa, dottore, cioè i più giovani non devono essere lasciati soli dalle famiglie, e questo è forse il tema più difficile per noi genitori. Come facciamo a capire che c'è questo rischio? Quando un ragazzo scolarizzato comincia ad avere delle difficoltà, esce spesso, chiede soldi, rubacchia, non è un fenomeno che può essere mai sottovalutato, perché sotto c'è sempre una motivazione. Ora io conosco per ragioni professionali famiglie che dicono: ho letto un messaggio sul telefonino, ho capito che lui si incontra, ma non sono voluto che intervenire per rispetto della privacy. Cioè, questo è paradossale. È un errore. È un grosso errore che per il tema della privacy con un proprio figlio si trascurino segnali che spesso, le dirò, non vengono neanche lasciati a caso. È una richiesta di aiuto trascurati perché non si vuole intervenire sul ragazzo, si perde del tempo e poi diventa... Chiarissimo, dottore, grazie moltissimo, molto importante le informazioni che ci ha dato e anche i suggerimenti sui quali dobbiamo stare assolutamente attenti. Dottor Roberto Cafiso, psicologo, psicoterapeuta, adesso facciamo una pausa, poi parleremo di tutt'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie dottore. Grazie. Un attimo. Buongiorno Sicilia, parliamo di beni confiscati e riqualificati con il denaro del PNRR, con l'assessore cui diamo il benvenuto, Viviana Lombardo. Buongiorno, benvenuta, buongiorno a tutti. assessore del nostro comune, il comune di Catania, con delega ai beni confiscati. Tra l'altro oggi sui quotidiani, Angelo, è vero, sulla Sicilia, in particolare si parla di questo Sigonella Inn, che non c'entra con il comune di Catania, qui siamo nella zona di Motta Santa Natalia, però qui ne parla la Sicilia con largo spazio, perché loro hanno costituito una cooperativa e aspettano, come succede tante volte, di poter ottenere questo bene confiscato. Il giornale riporta che sono passati 2 anni e questa cooperativa è in attesa. Veniamo a Catania invece. Quanti sono quelli tra immobili e beni che sono stati trasferiti al comune di Catania? Sono circa 142 tra terreni, immobili proprio fabbricati e campi, campi. Sono tantissimi. Sono molti, sì. Questo è un grossissimo successo ed è la conferma anche dell'impegno contro le mafie. Però ce ne sono anche di non consegnati, anche qui. Beh sì, diciamo che la prassi, la burocrazia un po' rallenta il procedimento, perché dal momento in cui il bene passa e viene assegnato al comune, in questo caso al comune di Catania, quando poi il comune può realmente fruirne, purtroppo alcune volte passano anni, addirittura direi anche decenni, sì, perché non sempre il bene quando viene a noi consegnato è sgombero. Ma perché c'è questo intervallo così lungo? Non sempre il bene è sgombero, è libero da cose e persone. In questo caso chiaramente noi come amministrazione comunale non possiamo prenderlo in consegna. Faccio un esempio: quando all'interno per esempio di alcuni terreni vi sono dei mezzi, dei veicoli rubati, no? Dei beni mobili registrati che non sono di nostra proprietà e quindi non sono stati assegnati al comune, noi il bene non lo possiamo prendere in consegna. Certo. Tante altre volte invece purtroppo questi immobili sono occupati abusivamente. Ecco, perché poi avviene anche questo, che nella fase di attesa c'è magari qualcuno che va a occuparlo. Sì, talvolta sono proprio i parenti delle stesse famiglie mafiose a cui sono stati sottratti, che lo fanno un po' per sgarro, un po' perché chiaramente non vogliono lasciare andare questi beni. Tante altre volte invece sono dei semplici cittadini che hanno magari un'emergenza abitativa e quindi non sanno dove andare a vivere e pensano purtroppo illegittimamente di andare ad occupare abusivamente questi immobili. Ora, in tutto questo intervengono, e voi avete fatto una intelligente politica di utilizzo dei fondi del PNRR, cioè intervengono
intervengono anche qui, con dei limiti di tempo però mi pare. Certo, purtroppo questo denaro andrà impiegato entro il 2026. Al Comune di Catania sono stati assegnati circa 2 milioni di euro, qualcosa in più di 2 milioni di euro. Ecco. Quindi avremo diverse risorse per poter riqualificare questi beni, e devo dire che l'intento è meraviglioso, perché la logica è quella di ridare vita, no? Di dare legalità a questi immobili che sono stati utilizzati invece per scopi opposti, per ben altro, e soprattutto dare anche delle chance ai quartieri cosiddetti periferici, no? Perché spesso questi immobili si trovano nei quartieri magari di Librino, Centro Storico, Picanello, dove ci sono delle esigenze reali come l'emergenza abitativa. Poc'anzi sentivo parlare anche dell'emergenza del gioco d'azzardo, no? E quindi proprio per questo, siccome questi tanti immobili sono stati utilizzati magari dalle cosche per fare bische clandestine e quant'altro, invece l'intento è quello di abbattere anche la percentuale di dispersione scolastica. Ora, per fare degli esempi, l'esempio più eclatante è quello dell'ex Empire di via Zolfatai, che è vicino a Viale della Libertà, che è particolarmente importante quello, vero? Allora, questo è il bene più ambito, è anche l'emblema, diciamo, il simbolo dei beni confiscati dalla mafia nel Comune di Catania, sia perché in una posizione centrale si trova di fronte alle ciminiere, quindi in una zona dove già ci sono, che si utilizza spesso per conferenze. In quello schermo là. Esatto, ma oltretutto è accessibile molto facilmente dalla metropolitana, è un immobile dove negli anni sono svolte tantissime feste, eventi, e quindi è conosciuto. E questo bene, già nel momento in cui l'Agenzia Nazionale l'ha assegnato al Comune di Catania, è stato destinato a scopi musicali, perché chiaramente è incline all'utilizzo che se ne faceva prima, che era quello di discoteca. Giusto. Quindi noi non possiamo discostarci da ciò che l'Agenzia Nazionale, quando ci ha dato il bene, ha deciso, stabilito. Dice in questo caso destinazione affine, attinente al ramo musica. E questo per voi è un ostacolo? Diciamo che da un certo punto di vista ci può precludere di poterlo utilizzare per altro, però è anche bello, perché noi comunque all'interno del comune abbiamo, cioè all'interno comunque del nostro territorio comunale abbiamo il liceo musicale, il conservatorio, quindi ci sono anche tante associazioni che fanno musica, quindi sicuramente sapremo utilizzarlo al meglio per dare appunto la possibilità. Lì c'è da aspettare? No, questo è un bando che conto di concludere entro il 2023, quindi questa è una cosa, sì, manca poco. Bello, questo è proprio quello che è più... un fiore all'occhiello, direi, perché poi lì la zona delle ciminiere è bellissima. Assolutamente sì, anche se noi come comune abbiamo pensato di riservare alcune giornate anche per utilizzo nostro, perché noi non abbiamo molte strutture dove per esempio possiamo celebrare matrimonio e quindi il rito civile, non abbiamo una vera e propria sala conferenze, dico, a parte il Palazzo della Cultura, però molti altri, diciamo, immobili venivano generalmente affittati quando dobbiamo fare delle conferenze, invece così possiamo, riservandoci alcune giornate, utilizzarlo noi e eliminare anche i costi. Ce la fate rivedere un attimo la fotografia, perché voglio vedere, per i fidanzati potreste sposarvi lì dentro, forse c'è una foto dell'interno. C'è una foto all'interno, non so se, ecco, ma solo che lì si beveva. Adesso... No, ma c'è una parte che è la parte dove si danzava invece, che è molto bella perché è ampia e il tetto è apribile, quindi è molto suggestivo, anche c'è il tetto che si apre, altri beni, parliamo di qualcuno, scelga lei quello io. Via Monte Sant'Agata. Ma guardi, allora via Monte Sant'Agata l'abbiamo acquisito da un bel po' di anni, ma solo di recente siamo riusciti ad accaparrarci questi fondi del PNRR. Questo è uno dei beni su cui io punto di più, perché faremo proprio lì uno sportello per i beni confiscati alla mafia. Cioè noi oggi il Comune non ha uno sportello per dare informazioni ai terzi, ai cittadini che vogliono approcciarsi a questo mondo, e quindi per esempio le associazioni che vogliono prendere in carico uno di questi beni per riqualificarlo, non abbiamo delle strutture in questo momento idonee. Dove vanno per informarsi? Esatto. Allora, bene confiscato alla mafia per le informazioni sui beni confiscati alla mafia. Sportello utile per il cittadino, quindi bellissimo. mi sembra anche poi c'è la Villetta a Vaccarizzo. Allora, la Villetta a Vaccarizzo, anche lì ci sono stati diversi problemi, perché nelle more è stata rioccupata, e quindi in questo caso noi abbiamo sempre necessità dell'intervento delle forze dell'ordine, perché purtroppo non possiamo essere noi, ovviamente, non abbiamo né le competenze né le forze per poter... in questo caso questa diventerà una colonia marina, verranno messe anche delle ambulanze, sarà anche
anche una sorta di guardia medica per coloro che fruiscono d'estate delle case a Baccarizzo. Sì. E poi c'è, lei diceva Librino prima, c'è un chiosco, vero? Sì, è un ex chiosco, veniva utilizzato per scommesse. Allora lì sul Librino si fa un lavoro dedicato proprio al contenimento della dispersione scolastica, perché quello è il grossissimo problema di Librino. Tema, sì, di molte periferie, ma di Librino in particolare. E quindi si pensa a qualcosa di aggregativo per i giovani, che dia proprio la possibilità anche con uno sportello con lo psicologo, con neuropsichiatri infantili, per poter diciamo anche fare dell'orientamento ai ragazzi che si vogliono avvicinare al mondo della scuola. Bello questo. In collaborazione col Tribunale dei Minori di Catania. Con il Tribunale dei Minori. E poi c'è il terreno di San Giorgio confiscato al boss Fichera, tanto per non fare nomi. Guardi, dico, quando arrivano al Comune di Catania già sono stati confiscati da oltre 20 anni, quindi noi non sappiamo nemmeno a chi appartenevano. Sì, dico, noi quello che a noi interessa è poter dare una luce nuova, ma come il terreno di San Giorgio ce ne sono tanti altri. Questi sarebbe bello poterli fare diventare dei parco giochi, addirittura anche campi sportivi, perché noi sia con la precedente amministrazione, con la precedente giunta di cui io facevo anche parte, con l'amministrazione Trantino che sta portando avanti questo lavoro egregiamente, stiamo cercando di riqualificare proprio i quartieri partendo dallo sport, anche perché lo sport chiaramente è aggregazione. Per i ragazzi è la prima cosa, che tirare un calcio al pallone. Sta funzionando. E devo dire che le piazzette, quelle anche più periferiche, che sono state riqualificate con i fondi PNRR anche qualche mese fa, sono ancora intatte, perché noi le abbiamo affidate ai bambini, cioè noi abbiamo detto ai ragazzi del quartiere: questo è vostro, siete voi che avete la responsabilità. E dove, di questo. per esempio? Per esempio Piazza Beppe Montana, quella di San Giovanni Galermo, è perfetta, addirittura questa ha delle panche a energia solare che poi permettono di acquisire energia e poi ricaricare i telefonini, i tablet, insomma sono anche belle tecnologiche, e noi come comune per riqualificarle stiamo organizzando anche degli eventi lì, delle manifestazioni molto belle, torneo di basket a livello regionale, quindi... Ma tutto questo, ripeto, se non ho capito male, lo si può fare perché non solo perché c'è quella legge importante, ma che ci sono i soldi, e i soldi sono quelli che voi avete ragionato e l'avete messi dal PNRR. Assolutamente sì, perché il Comune di Catania è un comune in dissesto, quindi noi non possiamo distogliere somme dal nostro bilancio. Questo è il punto, perché altrimenti uno dice: ma allora perché non potete fare determinate altre cose? Fino a quando? Speriamo presto non finisca sta cosa. Sicuramente nel 2023 no, ma nel 2024 stiamo lavorando per uscire dal dissesto. Mamma mia, che sudore! Però le assicuro che non è facile nemmeno utilizzare i fondi del PNRR, perché le tempistiche sono molto brevi. Noi come Comune di Catania purtroppo abbiamo una carenza di organico, carenza di personale importante. Io sono anche assessore al personale, quindi conosco bene la tematica. Abbiamo circa 1700 dipendenti a fronte di 6000 previsti in pianta organica. Caspiterina, e come fate? Esatto, e molti di questi non potete assumere? Perché siamo in dissesto. Perché siete in dissesto? Quindi abbiamo anche difficoltà a proprio creare i progetti e poi farli nei tempi previsti dalla normativa europea, perché altrimenti perdiamo i fondi. È una corsa. Compresa quella del Castellursino, avete un immobile. Castellursino siamo andati la scorsa settimana lì, non io personalmente, i miei tecnici, i miei uffici sono andati lì e hanno purtroppo rilevato che non è sgombero, c'era anche il coadiutore presente. Questo immobile apparteneva a una famiglia che si occupava di pompe funebri, e all'interno vi sono ancora proprio il carro funebre che veniva utilizzato per il trasporto dei morti e altri utensili, insomma un po' di tutto, che non passerebbero nella nostra proprietà, nella proprietà del Comune di Catania, quindi non lo possiamo prendere in consegna fino a quando non è libero. Stiamo aspettando il coadiutore per fare un secondo accesso, sperando che a breve, anche perché quello è un immobile molto, molto bello, si trova al centro storico della zona del Castellursino. Tra l'altro a breve sarà anche pedonalizzata probabilmente, se ci sarà l'accordo con il sindaco ce lo ha confermato in questo studio. Benissimo. Quindi dico, quella è una zona su cui noi stiamo puntando tanto, perciò sarebbe bellissimo poter dare anche a quella bottega una luce nuova. Bene, le facciamo i complimenti all'assessore Lombardo, buon lavoro. Perché è importante che i catanesi e non soltanto i catanesi abbiano disponibilità di questa realtà, che una volta erano il segno del crimine organizzato e adesso stanno diventando invece il segno della legalità e di una, come dire, convivenza completamente diversa. Grazie ancora a Viviana Lombardo, assessore del Comune di Catania con delega ai beni confiscati, appunto. Adesso facciamo una pausa
parliamo di cucina, vista l'ora cominciamo a parlare alle 9, vabbè, e poi dopo ci saranno le stelle con Marco Amato naturalmente. State con noi, buongiorno Sicilia. Scherziamo naturalmente, ma è il momento di dare la linea a Marco Amato con le stelle, vediamo chi prende di mira oggi. Ciao Marco, buon caffè. Buongiorno. Allora, oggi chi sono i tuoi bersagli? Allora, Occhio che sono due bersagli piuttosto stelle, consistenti. Due catanesi, due siciliani, che sono il nostro amatissimo Fiorello e Fabrizio Corona. Ecco, i due tra l'altro hanno anche un certo grado di amicalità nella vita, tant'è vero che su Twitter si rimbalzano un po' di battute reciproche. Ebbene, l'ultima è proprio stata proprio sui calciatori, perché Corona ha dato delle anticipazioni. Ricordo che Corona è della Riete, mentre invece Fiorello è Toro. Due segni zodiacali che hanno due ripartenze molto importanti. Corona appunto è tornato un po' alla ribalta, mentre Fiorello si appresta a creare un nuovo format televisivo che viva Rai 2, su cui c'è tanta attesa proprio per questa riqualitazzazione dei programmi in TV. Ebbene, ci aspettiamo molto da tutte e due. Fiorello accusa simpaticamente l'amico di utilizzare il metodo Amadeus, quindi questo metodo un po' di spoilerare e anticipare tutta una serie di informazioni, che ricordo pure che il caro Amadeus è del segno zodiacale della Vergine. Quindi i tre personaggi di spettacolo si sorridono e ammiccano vicendevolmente, ma tutto all'insegna appunto di quello che è il caso, come ieri ho enucleato a proposito dei calciatori, su una mercurialità lesa, quindi un ludus che serve fondamentalmente scompensato, che si deve compensare con altrettanta voluttà. Ma di questo ne parleremo magari un'altra volta. Ecco, torniamo un po' alle stelle, agli inizi di Ariete e Toro. La Luna oggi è in Sagittario, per cui propone assolutamente degli inizi nuovi, istintivi forse, una fase di sperimentazione. Una Luna che però se la deve vedere con Nettuno, per cui la profondità e lo spessore saranno di rigore. Se la caveranno meglio di tutti i segni d'aria, i Gemelli, la Bilancia e l'Acquario. A loro viene semplice mettere il giusto distacco tra le emozioni e le idee, soprattutto ad Acquario, che in termini lavorativi per adesso sta andando fortissimo. Gemelli e Bilancia un po' più centrati su relazioni amore, mentre invece i Fuoco avranno sicuramente i loro vantaggi, ma dovranno affrontare delle difficoltà, perché la Luna chiederà ad Ariete di misurarsi al lavoro, al Leone di essere un po' più cauto e a Sagittario di ricostruire un passato affettivo. I Terra pratici assolutamente Toro, Vergine e Capricorno, ottimo per Vergine, che con la quadratura dovrà dire addio a delle illusioni che però gli sgombrano il campo, mentre invece Capricorno un po' più emotivo, Toro un po' più disposto nel risolvere dei problemi già presenti. Gli Acqua, dolcissimi, hanno sempre questa contraddittorietà con la Luna, che oggi non si... Quindi, come ho più volte spiegato, quando il cielo è d'acqua, i fuoco si spengono un po' e viceversa, gli aria e gli acqua sono un po' in difficoltà, in sofferenza. Quindi per Cancro, esigenze familiari, per Scorpione, delle notevoli proposte economiche, professionali e lavorative, pianificazione per lo Scorpione, mentre invece i Pesci ribaltano la situazione prendendo invece un ruolo di maggiore predominio. E detto questo, con la mia tazzina con le piumbature siciliane di Caltagirone, vi auguro buona giornata. Buona giornata e buon caffè, grazie Marco. Grazie. Abbiamo notizie, Angelo? Guarda, c'è una notizia che è una curiosità più che altro, però ci fa riflettere. Favole viste e riviste, il politicamente corretto sta affondando la Disney e Biancaneve torna bianca. Cosa significa questo? È che la svolta walk della grande casa di produzione fa perdere spettatori e fatturato. E adesso c'è un'azienda conservatrice di media, annuncia, rifacciamo noi la fiaba tradizionale. Sì. E qui c'è l'attrice che si chiama Brett Cooper nei panni di Biancaneve,
c'è quindi una versione conservatrice realizzata dalla casa Daily Wire. Che probabilmente piace di più ai bambini, chissà. Non Vedremo. lo so. Intanto lo sapevi che il 19 ottobre del 1434, non so se era di giovedì anche allora, quando è nato il Siculorum Gymnasium, ragazzi, guardate un po' qua, guarda che roba, l'Università degli Studi di Catania, modestamente, la più antica università della Sicilia, tra le maggiori in Italia per numero di iscritti. È nata il 19 ottobre del 1434. Ora facciamo un passo in avanti, arriviamo al 19 ottobre del 1866. Pensa che nell'Hotel Europa sul Canal Grande a Venezia un generale austriaco che si chiamava Morning ha stretto la mano al generale francese Leboeuf. Il segno di accordo scambiato fatto dunque, ma che cosa si sono scambiate? Niente di meno che il Veneto, ceduto immediatamente poi all'Italia. Passiamo al XX secolo, il 19 ottobre del 1912, ecco le quali le truppe italiane sbarcano a Tripoli in Libia, un'operazione titanica con oltre 100.000 soldati italiani che strappano quelle terre alla Turchia sotto la guida del governatore Giovanni Amelio. E poi ancora, nel 1984, il 19 ottobre, vedete una scossa sismica di magnitudo 3,7 sconvolge Zafferana. Un uomo perde la vita e la città subisce gravi danni in buona parte delle abitazioni, dalla chiesa madre, come vedete, al palazzo della città. Questa Zafferana, 19 ottobre dell'84. Un anno dopo, 19 ottobre 1985, a Dallas, Texas, apre il primo Blockbuster, un paradiso per gli amanti del cinema con 8.000 titoli gestiti da un sistema informatico all'avanguardia. Pensate che in Oregon sopravvive l'ultimo blockbuster al mondo che ormai attira i nostalgici degli anni 90. Siamo al 1987 e ricordiamo anche il famigerato lunedì nero di Wall Street, un crollo senza precedenti, l'esplosione della bolla speculativa che fa tremare i mercati di tutto il mondo. Sempre il 19 ottobre, ma nel 2005, a Baghdad si apre il processo a Saddam Hussein, eccolo là, vedete, accusato di crimini contro l'umanità. Dopo aver governato per quasi 25 anni il paese da dittatore, alla fine sarà condannato a morte per impiccagione, la fine di un'epoca e l'inizio di un nuovo caos in Iraq e non solo. 19 ottobre ma del 2007 l'acqua della fontana di Trevi, vedi le immagini, guardiamole insieme, si colora di rosso. Il sedicente post-futurista Graziano Cecchini getta un secchio contenente un colorante rosso nel bacino di marmo, regalando la foto della vita ai turisti che erano presenti. Nessun danno per il monumento, ma tanti soldi spesi per ripulire dopo la bravata. Questa roba qua. Infine, 19 ottobre 2009. Muore purtroppo a Velletri Alberto Testa, uno dei più noti parolieri italiani, lo stiamo vedendo, autore dei testi di circa 1500 canzoni, pensate, fra le quali moltissimi grandi successi come Quando, Un anno d'amore, Innamorati a Milano. Come autore televisivo ha firmato programmi come Senza rete, Non stop con la regia di Enzo Trapani, in cui ha lanciato comici come Massimo Troisi, Lello Arena e Carlo Verdone. Quindi ci salutiamo con un altro capolavoro di Alberto Testa, grande, 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 su musica di Tony Renis, successo mondiale di Mina. Ci vediamo domani con Buongiorno Sicilia, grande, grande, grande. A domani.